di riprendersi, ma l'influenza. Nel 2024, sullo stato di salute dell'economia della nostra regione, riassunto dall'11° report curato da CNA, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato, in collaborazione con il CRESME, il Centro di Ricerche di Mercato, gravano diversi fattori di criticità. Nel dettaglio, la rigidità delle condizioni del credito in un contesto regionale caratterizzato da problemi di liquidità e da un sistema finanziario più fragile che altrove. Gli elevati costi di finanziamento per gli investimenti, il rallentamento del settore edilizio che ha sostenuto la crescita regionale nell'ultimo triennio e l'indebolimento della spesa privata in un contesto di basso potere d'acquisto delle famiglie. Una spinta positiva potrà arrivare dalla crescita delle esportazioni, dalla spesa capitale per infrastrutture e dalle dinamiche positive del settore turistico. Questa indagine, questa ricerca propone tutta una serie di indicazioni che sono poi le risultanze di quanto i settori produttivi e l'economia in Sardegna ha espresso nel corso dell'ultimo biennio. La ricerca è anche arricchita da una parte che riprende gli esiti, appunto le risultanze di un'indagine, la solita indagine congiunturale che CNA effettua ogni anno su un campione significativo di imprese artigiane, che ci rende e riflette appunto la fotografia sullo stato e sulla condizione del mondo dell'artigianato e dell'imprenditoria minore. E il quadro che emerge è un quadro a tinte un po' fosche. Veniamo da un biennio ovviamente tutto sommato positivo, ma emergono anche tutte le criticità storiche e strutturali che di fatto ci accorgiamo non vengono scalfite. L'economia della Sardegna continua a mantenere una condizione di endemica debolezza e il dato diciamo più significativo rispetto a questo assunto è dato dal PIL, cioè la ricchezza prodotta. Noi abbiamo superato il livello pre-pandemico, ma lo abbiamo fatto in una misura che è minore rispetto a quanto hanno fatto per esempio le altre regioni come media nazionale, ma la cosa ancora più preoccupante è che il tasso di recupero della nostra economia è inferiore a quello delle altre regioni.